La fine dell'incubo per Marco Zennaro potrebbe arrivare da un momento all'altro, ma per ora l'imprenditore veneziano 47enne, bloccato in Sudan da un anno, non è ancora arrivato il momento di rientrare in Italia a causa di un inghippo burocratico. L'arrivo era previsto per oggi, poi è slittato. Sembrava potesse essere per domani, ma alcune indiscrezioni rivelano che anche in questo caso non sarà così. Le lungaggini burocratiche hanno costretto le autorità italiane a cambiare i piani. Se tutto andrà per il meglio, Marco potrebbe arrivare venerdì o nel fine settimana con un volo notturno da Khartoum, scalo a Istanbul e ultima tappa a Tessera. In Sudan la questione politica è instabile, per questo la Farnesina continua a invitare alla massima cautela e prudenza. Si attende anche l'esito delle analisi del sangue di Marco Zennaro come da prassi per poter uscire dal Sudan, ma questo non dovrebbe comportare ulteriori intoppi. Insomma, manca solamente un timbro sul visto dell'imprenditore 47enne e finalmente potrà salire sul volo che lo riporterà a Venezia dopo un anno.